Oggi dove siamo? Nel Castello Chiaramontano, Ragalmuto, provincia di Agrigento. Seguitemi perché è una puntata meravigliosa. Andiamo. Eccoci qui in compagnia dell'assessore regionale Salvatore Barbagallo e con il quale facciamo una bellissima passeggiata tra le tante iniziative meravigliose che ci sono nella nostra regione e che noi vi stiamo raccontando attraverso questa trasmissione. Assessore, intanto grazie per aver accettato questo invito. Grazie a lei. Io sono molto contento in questo periodo perché davvero girando la Sicilia con la troupe di Isola Verde stiamo scoprendo, come le dicevo, delle isole di eccellenza vera e propria e capiamo che nella maggior parte dei casi sono dovute a questi fondi PSR che sono un sostegno vero, reale per tutti quei siciliani che decidono di investire in questa terra. Sì, il piano di sviluppo rurale è un piano per sviluppare la Sicilia, l'agricoltura siciliana. Non è un piano di assistenza, ma vuole essere un insieme di misure finalizzate a rendere le aziende più funzionali, più efficienti e che possano conseguire un reddito più elevato. E quindi ci sono diverse linee di sviluppo, una linea che riguarda il sostegno alle produzioni, ma ci sono importanti linee che riguardano gli investimenti, cioè cercare di strutturare meglio le aziende. Quindi mi riferisco alla realizzazione di capannoni, di serre, alla strutturazione sotto il profilo dell'approvvigionamento idrico, che è un tema molto importante. E a questo proposito, in relazione appunto alla siccità, in questi giorni sono usciti dei bandi per cui gli agricoltori si potranno dotare di serbatoi di accumulo, di impianti di desalinizzazione e tutto questo grazie appunto al piano di sviluppo rurale. Ma ricordiamo anche l'inserimento dei giovani. Una linea particolare riguarda appunto l'insediamento dei giovani imprenditori agricoli e dobbiamo guardare all'agricoltura anche in prospettiva e quindi cercando di inserire giovani che possono anche conseguire una migliore qualificazione per portare avanti le aziende e quindi per introdurre anche innovazione tecnologica importante per lo sviluppo dell'agricoltura siciliana. E le devo dire che tutto quello che lei ci ha raccontato in queste settimane noi lo abbiamo toccato con mano. Così come, le devo dire, mi è piaciuto moltissimo incontrare tanti giovani, tante quarte o addirittura quinte generazioni di famiglie storiche siciliane che magari dopo essersi formati fuori dalla Sicilia piuttosto che fuori dall'Italia, anche grazie a questo tipo di politica hanno scelto di ritornare in Sicilia e hanno scelto di continuare a dare vita al lavoro faticoso che era stato dei trisauri piuttosto che dei nonni. Assessore, grazie veramente, ovviamente noi continueremo nel corso di queste trasmissioni a raccontare tutto quello che di buono accade nella nostra terra. Ancora grazie all'assessore Salvatore Barbagallo e Isola Verde continua. Vice Sindaco Nino Lauricella. Buongiorno a tutti, benvenuti a Ragalmuto, un caloroso saluto da parte dell'amministrazione alla trasmissione Isola Verde. A noi ci fa onore la vostra presenza, che sicuramente è molto importante per valorizzare il nostro territorio. Un caloroso saluto lo do sicuramente all'assessorato regionale dell'agricoltura, nelle persone dell'assessore Barbagallo e dell'onorevole Luca Sammartino, che ci ha dato questa opportunità oggi di presentare il nostro paese a tutta la Sicilia. Grazie e benvenuti. Musica, maestro!
Racalmuto, in provincia di Agrigento, è una città dove l'arte, la storia e le tradizioni si intrecciano in ogni angolo. Il Teatro Regina Margherita ne è il simbolo culturale, un luogo dove l'arte si esprime da secoli. Qui è nato il grande Leonardo Sciascia e la fondazione a lui intitolata custodisce il suo pensiero, raccogliendo opere e documenti del grande scrittore che testimoniano il suo impegno e amore per la Sicilia. Racalmuto è anche fede, con la chiesa della Madonna del Monte, centro della devozione locale, e la storica chiesa matrice, testimone della storia di questa comunità. Racalmuto è tutto questo e molto di più. Vice sindaco e assessore Lillo al turismo. Questa è una vera accoglienza da castello, meraviglioso. Ma qui cosa ci abbiamo? Tantissimi produttori che il nostro castello, che è praticamente un fiore all'occhiello di Racalmuto. Abbiamo qua esposto tutti i prodotti enogastronomici che derivano dai prodotti agricoli della nostra terra. La nostra terra non solo di Racalmuto ma anche della provincia e della Sicilia. Partiamo dai nostri grani, da dove deriva la farina, del grano duro, grano tenero. Oggi faremo l'ambignolata, che è un nostro cavallo di battaglia, dove viene pure utilizzata la cipolla paglina di Castrofilippo, che è rinomata in tutta la Sicilia. Abbiamo il tarallo, che è diciamo qualcosa di spettacolare. Ogni giorno qui i nostri pasticceri, che sono bravissimi, uno più bravo dell'altro, esportano in tutto il mondo questo tarallo che è un dolce al limone. Assessore Lillo, mi dica qualcosa in più a quello che già stava dicendo il nostro vice sindaco. In più dico che da poco che siamo attivi, da 4 mesi, e già abbiamo delle iniziative meravigliose, sono il perno del turismo. Certo. Questo porterà una voce in tutta Italia di Racalmuto, che è molto conosciuta per i taralli, per le pignolate e altri prodotti che sono locali. Tipo il tarallo è solo a Racalmuto, non ci sono altri posti dove c'è il tarallo. Io l'unico tarallo che ho sentito è quello pugliese, nulla a che vedere con questo. Ha detto bene, non ha nulla a che vedere. Qua i taralli sono... ne mangi uno e 2 ce l'hai in mano, pronti uno tira l'altro. Continuiamo il nostro giro, qua vediamo che ci sono pasticceri. Questo è l'impasto del tarallo, iniziamo a fare tipo un tubo così, poi mettiamo un po' di farina e lo schiacciamo. Col coltello poi si tagliano. E questo è poi quello cotto. Fantastico, e poi viene glassato. Poi viene glassato, che qua la collega un attimo sta glassando il tarallo. Questa è la glassatura. La glassatura è lo zucchero, i taralli vengono glassati con lo zucchero, poi vengono messi su una rete per asciugare. Per asciugare e grattugiare la buccia del limone. Perfetto, quello tipico è agli agrumi. Sì, agli agrumi. Poi grattugiamo, mettiamo la buccia del limone di sopra grattugiata. Perfetto. Che meraviglia, queste sono meraviglie. Quindi questo qui è il tarallo finito. Pronto per essere mangiato. Perfetto, allora io adesso la ringrazio e devo capire, Ruggero, dov'è? Un'altra meravigliosa provincia siciliana oggi ci accoglie, ci troviamo nel territorio di Agrigento e do immediatamente il benvenuto al mio ospite, che è Salvatore Lodico. Salvatore, piacere. Benvenuto, il piacere è tutto nostro, amministratore e anche titolare di Lodico Fruit, e proprio da qui ogni giorno partono quintali e quintali di ottima frutta siciliana alla conquista dei mercati europei ma anche internazionali. Sicuramente, noi abbiamo come core business l'Europa, però facciamo delle esportazioni in Francia, specificatamente nel Senegal, il Madagascar e poi anche negli Emirati Arabi.
e qualche altro paese sempre di quelle zone. Praticamente dai 2 ettari di partenza del 1950, secolo scorso, quando proprio il papà del signor Salvatore cominciò ad avviare questa meravigliosa storia siciliana, oggi si arriva a quasi 100 ettari con una società veramente importante che produce principalmente uva da tavola, ma che ormai è sul mercato da tanti anni anche con le pesche e con le albicocche, che vi danno altrettante soddisfazioni, Salvatore. Sì. Abbiamo ampliato la gamma dei prodotti nei periodi di crisi degli anni 90 e abbiamo cambiato alcuni terreni con produzione inizialmente con le pesche e poi successivamente anche con le albicocche. Io vorrei cominciare a vedere se magari lei inizia ad ospitarci all'interno di queste celle. Da questa parte dove andiamo, Salvatore? Questa è una cella grande di circa 450 metri con un umidificatore, diciamo, di ultima generazione, è stata realizzata 2 anni fa. Questa è una cella dove viene fatto un semilavorato, nel senso che viene messo nelle casse da lavorazione che successivamente con le attrezzature all'interno del magazzino viene lavorata e mandata alla GDO o ai clienti che lo richiedono. Vediamo, entriamo proprio e vediamo proprio anche visivamente, ma sentiamo che cambia notevolmente la temperatura, Salvatore. Una temperatura che va dai 0 ai 2 gradi ed è appunto per la lunga conservazione. Questa è una cella di nuova generazione, come dicevo poc'anzi. Abbiamo l'umidificazione, infatti dall'evaporazione acqua che si vede, in genere questo è portato dagli umidificatori che sono messi in alto nella cella. E quanto sono stati utili in questo caso i fondi che sono arrivati di sostegno alle aziende rurali? Sono stati utili in maniera determinante anche lo scorso anno. Considerate che la nostra azienda aveva celle affittate, non erano di buona generazione, avevamo qualche problema. Lo scorso anno con l'ausilio di queste celle, della struttura in genere, l'energia elettrica prodotta sopra, perché abbiamo un impianto fotovoltaico di 250 kW, ci ha permesso di spostare l'uva nella parte finale con una remunerazione molto buona dell'uva, appunto. Quindi diventa determinante questo tipo di sostegno. Lo scorso anno è stato determinante, quest'anno lo speriamo. Io mi voglio avvicinare qui perché vediamo proprio nel dettaglio, intanto vediamo proprio la brina. Vi devo dire che qui la temperatura, quanto siamo qui, a 2 gradi? Quanto siamo? Da 0 a 2. Da 0 a 2 gradi. Se noi vogliamo guardare possiamo aprire tranquillamente. Lo facciamo proprio per tutti i telespettatori di Isola Verde. A noi piace mettere le mani nelle cose. E quindi, tra l'altro, lei mi diceva che comunque la qualità resta veramente elevatissima. Posso toccarlo? Anzi, non da giro, certo, può toccare. E l'uva ancora, il raspolo, vedete il raspo pure. Stupendo. E questo sarà destinato alla lavorazione fra circa 20 giorni o mesi. Sì, certo. E questo invece si chiude esattamente come prima, per come era chiuso prima. E questo è destinato ad andare dove? Già si sa? Questo proprio è il tipo di uva che vogliono in Senegal, rosata e grossa. Ma è tra l'altro buonissima. Spostiamoci perché come questa abbiamo da farvi vedere ancora tanti altri luoghi. Ecco, questa va chiusa così che tutto resti così per com'era prima che noi arrivassimo. Vi dico anche che in questo momento, proprio oggi, a quest'ora, la fase delle lavorazioni è in campagna. Per questo da questa parte i macchinari al momento sono fermi. Mi piacerebbe moltissimo venire con i nostri operatori, con la nostra troupe, direttamente in campagna, magari a provare a fare un po' di raccolta. Noi possiamo andare? Possiamo andare, perché no? E allora io voglio ringraziare il nostro amico Salvatore Lodico, e il racconto di Isola Verde proprio qui da Canicattì oggi con Lodico Fruit continua. Quello che abbiamo visto fino a questo momento, e quindi tutta l'operazione di package, tutto quello che poi va alla conquista dei mercati del mondo, avviene grazie a luoghi come questo, Salvatore, che sono luoghi magnifici. Ci troviamo qua in un vigneto che è un vero e proprio gioiello, giusto? E ci sono le fasi di lavorazione in questo momento. La fase di raccolta e pulitura dell'uva. Questo è un tendone, uva da tavola a tendone, dove ci vanno circa 1100 piante per un ettaro di terreno e ha la capacità produttiva da 300 a 400 quintali per ettaro. Quest'anno è stata un'annata meravigliosa da un punto di vista qualitativo e quindi ora siamo nella fase di raccolta, pulitura e sistemazione del tutto. Questa è l'uva bianca. L'uva tale di Canicattì IGP che
la prima denominazione siciliana per quanto riguarda l'uva è stata riconosciuta nel 97 e poi dal 2006 è sotto la tutela della Comunità Europea. Poi abbiamo visto anche invece l'uva nera, che è il Black Rosé Red Globe, che è l'uva che viene utilizzata principalmente per le grandi esportazioni perché è molto predisposta per lunghi tragitti. Allora io voglio veramente ringraziare Salvatore per la disponibilità che ci ha dato oggi, ci ha aperto l'azienda, ci ha portato in vigna, ma prima di concludere questo racconto così bello vorrei proprio con lei, Salvatore, fare l'operazione che lei mi raccontava faceva da ragazzino quando si veniva in vigna qui con papà, e siccome quello che ci dicono i nostri genitori è assolutamente vero, basta che c'è uno marcio accanto a noi e anche noi rischiamo, bisogna levare, ecco vedete, gli acini marci tagliandoli proprio dal peduncolo e così si salva tutto il grappolo. Sono e questo, un po' ecco, fuori allenamento perché non lo faccio più, di conseguenza si tolgono tutti gli acini marci e anche quelli bagnati ovviamente. Salvatore, io la voglio ringraziare, adesso ovviamente a telecamere spente anche io mi cimenterò con tanto di forbici a fare questa operazione. È la Sicilia che produce, è la Sicilia che amiamo raccontarvi, la Sicilia di queste famiglie, no? Che credono ormai da decenni, da generazioni, che fare impresa qui è possibile e ve lo stiamo dimostrando proprio con Isola Verde. Salvatore, grazie infinite, a voi, complimenti per tutto quello che fate, evviva la famiglia Lodico, evviva Lodico Fruit, il racconto di Isola Verde, anche oggi il racconto della Sicilia che produce continua. Allora io sono col dottor Accardi, ispettorato agricoltura Regione Sicilia, e col dottor Calogero Alaimo, esperto agricoltura biologica. Dottor Accardi, ci dia qualche indicazione rispetto a quello che l'ispettorato sta facendo per questo territorio. Allora, diciamo che come amministrazione regionale curiamo principalmente la parte dei finanziamenti e il grosso o la quasi totalità dei finanziamenti in agricoltura in Sicilia viene dai fondi comunitari. E si fa cicli, programmazione di 7 anni, tranne per questo periodo che abbiamo avuto il Covid e quindi abbiamo avuto una programmazione prolungata di 2 anni, certo. Infatti anziché 14-20, 14-22. Però siamo quindi alla fine della programmazione 14-22 e già siamo partiti col nuovo ciclo di programmazione 23-27. E qual è la programmazione di quello che questi fondi vengono investiti per questo territorio? Allora, i fondi vengono investiti in attività le più varie, dalla diversificazione, quindi attività agrituristica, di accoglienza, di valorizzazione del territorio, alle attività di coltivazione vera e propria, con gli impianti di vigneti da tavola, da mosto, di mandorleti, oliveti, alla zootecnia, alla captazione di acqua, insomma si abbraccia l'intero panorama agricolo, esattamente, anche perché l'agricoltura agrigentina è molto varia, noi andiamo dalle zone costiere delicate con le culture ortive principalmente, alle zone più interne di Cammarata, Santo Stefano, San Giovanni, dove regna la zootecnia. Certo. Diciamo, e questo è il PSR, chiamiamo OPSP ora della nuova programmazione, abbraccia tutto quanto sono i finanziamenti in agricoltura. E invece sulla parte dell'agricoltura biologica, quali sono i progetti? Prima parlavamo che ci sono insomma delle varietà di grano che sono un po' dimenticate, ma in qualche maniera oggi stanno ritornando. Allora guarda, l'agricoltura biologica è un metodo che ormai è attenzionato a livello mondiale. L'Italia ha la prerogativa di essere il paese guida nel mondo e oggi incontra anche la volontà progettuale dell'Unione Europea, che dice che entro il 2020 almeno il 25% della superficie agricola autorizzata a livello europeo deve essere in biologico. Noi già questa percentuale l'abbiamo ampiamente superata come Italia, ma l'abbiamo ancor più superato come Sicilia, che è la prima regione del biologico italiano. Per cui noi siamo dentro questo mood di vogliamoci bene, rispettiamo l'ambiente, rispettiamo le tradizioni, utilizziamo i saperi. Tutto questo quadro, Racalmuto è dentro questo quadro. Perfetto. Perfettamente. Questo territorio si sta facendo sia la parte scientifica che la parte pratica di attivazione. Assolutamente sì, perché parlare di agricoltura biologica significa anche parlare soprattutto di agrobiodiversità.
biodiversità, oltre che di biodiversità funzionale, cioè l'ambiente deve essere sano perché l'agricoltore sia facilitato a fare i prodotti, ma l'agrobiodiversità, cioè la storia, attingere alla storia delle sue tradizioni territoriali per produrre prodotti che abbiano un alto valore aggiunto. Il tarallo è un esempio eccezionale. Io sarei pronto anche a lanciare, a svelare, a fare uno scoop se voi volete. Facciamolo questo scoop, noi abbiamo bisogno di scoop, la televisione ha bisogno di scoop. Via con lo scoop. Via con lo scoop. Il segreto del tarallo di Racalmuto, ve lo svelo questa mattina, così proprio alla vostra troupe. La farina. L'unica farina che circolava al momento in cui un nostro eccezionale concittadino ha introdotto da Napoli a Racalmuto, parliamo degli inizi del 1900, il tarallo, la produzione del tarallo, l'unica farina che c'era era la farina di Maiorca, che è uno dei 4 grani antichi teneri siciliani che ancora oggi si coltiva e che è stata riscoperta ultimamente. Allora, va benissimo in biologico la produzione perché è un grano a taglia alta, quindi che non teme le erbe infestanti. C'è una importante tradizione di produzione a Racalmuto e oggi può diventare veramente quel quid in più. Questo dimostra come la biodiversità, l'agrobiodiversità sia un punto forte, soprattutto per quei territori come la Sicilia che è ricchissima. Allora, visto che si è parlato di aziende, di ricerca di magari grani che non sono molto conosciuti, perché le aziende non iniziano a fare delle experience sui turisti, sulla raccolta del grano, a mano, per far capire, per far entrare mentalmente le persone a vivere un'esperienza nuova? Questo, secondo me, il territorio deve puntare a far questo, e soprattutto le aziende. Ma il campo dello storytelling, cioè del racconto del processo, dell'esperienza, a noi ci fa ridere in Sicilia, perché noi abbiamo tantissimi contenuti autentici e proprio a partire dalla riscoperta di quei contenuti dobbiamo raccontare l'esperienza. Quindi è una delle chiavi vincenti dello sviluppo territoriale e della costruzione delle comunità del cibo, che anche oggi la normativa nazionale auspica. Lei ha raccontato di racconto e io invece voglio passare all'atto pratico, perché l'atto pratico, secondo me, è l'esperienza che tu fai vivere alle persone, non solo i siciliani, ma a tutti quelli che vengono in questo territorio. Ci sono dei progetti o si possono lanciare dei progetti che fanno fare un'esperienza a chi viene come turista. Ci sono alcuni che lo fanno sulla raccolta delle vigne, ma perché non farlo sulla raccolta del grano? Assolutamente sì, diciamo poc'anzi quando dicevo che finanziamo progetti di diversificazione, noi già dei diversi cicli di programmazione comunitaria finanziamo dei progetti per quanto riguarda le aziende o fattorie didattiche, che in funzione di quello che fa l'azienda viene mostrato l'intero ciclo di produzione dei formaggi, partendo dal latte, l'intero ciclo di estrazione, raccolta e estrazione dell'olio dalle olive, del grano con la panificazione e quant'altro, e c'è, diciamo, da questo punto di vista le aziende didattiche molto spesso si affidano alle scuole, quindi i bambini di scuola elementare, di scuola media vengono proprio portati per vedere questo ciclo, ma questo viene fatto anche con i turisti, assolutamente sì. Bello, ecco, questo è quello che io voglio sentire, una Sicilia che non ti aspetti. Quindi dalla parte storica alla parte, insomma, progettuale dell'ispettorato, alla parte burocratica, alla parte, vabbè sì, dai, questi sono dettagli, l'importante è fare qualcosa per il nostro territorio. Io vi ringrazio e io continuo il mio giro. Il vescovo Gerlando Genoardi proprio qui trovò i luoghi adatti alla meditazione, alla preparazione spirituale a questo importante ufficio che andava a ricoprire. Oggi la storia è un'altra e voglio salutare il dottor Maurizio Tedesco che, devo dirvi, ha avviato un percorso virtuoso ma anche familiare in un posto eccellente siciliano. La storia della sua famiglia con questo luogo comincia circa una decina d'anni fa. Come inizia, dottore? Inizia nel tentativo di porre un freno o magari un piccolo argine a come si dice, a un desolamento, a un spopolamento del territorio. Perché purtroppo qui da 18.000 abitanti oggi siamo a 7.000, quindi i giovani scelgono purtroppo di andare via. Sono costretti ad andare via, per cui il tentativo è quello di cercare di
trovare delle soluzioni, e per me e la mia famiglia la soluzione era quella di poter trovare e riscoprire le eccellenze che ci sono nel territorio. È molto bello perché la storia di questo luogo non è una storia imprenditoriale, non è una storia di produzione di prodotti, è una storia di accoglienza. Cioè voi avete pensato di creare un luogo dove si potesse fare famiglia, dove potendo fare rete si potessero accogliere le persone nel miglior modo possibile. Ma assolutamente, perché nell'indole siciliana cosa possiamo offrire? Almeno il nostro spirito e il nostro calore, il modo di accogliere, un sorriso, anche la condivisione di un cibo semplice, un cibo che possa diventare tratto d'unione con gli ospiti. La famiglia del nostro amico Maurizio possiede degli appezzamenti di terreno all'interno del Parco Archeologico Valle dei Templi. Da lì producete proprio il grano che poi diventano ad esempio dei meravigliosi cavatelli, e siccome io so che in cucina dall'altra parte, perché arriva il profumo, ci sono due donne formidabili che stanno cavando, vorrei imparare, non vado ad assaggiare niente, giuro, vorrei solo imparare, possiamo farlo? Assolutamente, imparare e assaggiare. E allora Maurizio, grazie. Noi ci trasferiamo all'interno delle cucine, perché poi il bello di questa trasmissione è anche questo, no? La mia emozione che diventa la vostra. Questo è Isola Verde. Grazie al mio nuovo amico Maurizio ho avuto l'opportunità di potermi intrufolare qui nel cuore della cucina di questo luogo così magico, e ho incontrato due fantastiche ragazze, due fantastiche donne, la signora Maria e la figlia Elena. Intanto grazie Maria. Prego. Grazie per avermi ospitato. Devo dirvi che lei sta lavorando e sta lavorando alla preparazione di qualcosa di storico, ovvero dei cavatelli. Elena, questa è una bellissima storia familiare, no? Mamma mi raccontava che faceva queste ricette con la sua mamma e adesso sta trasmettendo tutto questo bagaglio di cultura anche a te. Sì, infatti, e quindi io lo sto portando anche qua. Senti, tutto comincia da quell'apparecchio che abbiamo lì, giusto? Sì, è un piccolo mulino in cui noi maciniamo i nostri grani che coltiviamo nella Valle dei Templi, vicino al Tempio Esculapio. Abbiamo un terreno e quindi abbiamo coltivato dei grani antichi, che è un mix di Perciasacchi, Tumminia, Russello e BD. Facciamo tutto sul momento. Operazione magnifica che stiamo vedendo proprio in tempo reale. Invece io vorrei proprio chiedere a Maria, ecco Maria, io vorrei imparare a fare i cavatelli, mi racconta, mi spiega, quasi che fossi un suo nipotino o un suo figlio, mi spiega come si fanno? Così, guarda, dai. Sì, allora si impasta, si taglia e a questo punto una volta che c'è il pezzettino, ok? Dal pezzettino poi togliamo via la farina intanto, Ok. perché sennò la pasta scivola. Sì, eccoli qui. Io ho visto che lei utilizza le dita così. Questo? Ok, sì. Medio? Sì, medio. Medio. Com'è andato il primo? Bene. Vediamo. Provo con due dita, vediamo. No, la mano la devi mettere così. Così, proprio Sì. così. Vediamo, E le- vediamo. perché vengono... Vediamo. Così? Così, sì. Così va Lo deve bene. cavare E poi bene. si spinge così. Così si impara. Ma anche perché E lo vedono tutti. raccontavamo prima anche con Maurizio che questo è un po' anche il grande spirito di questo luogo, no? Quello di poter essere custode dei saperi antichi e di fare in modo che questi saperi antichi vengano tramandati di generazione in generazione, perché soltanto Elena, facendo questo, tu hai imparato dalla mamma, che aveva imparato dalla nonna, e possibilmente lo spiegherai poi ai tuoi figli e Certo, alle nuove trasmetterlo e generazioni. fare imparare anche agli altri. Grazie ai saperi antichi, alla volontà dei giovani e a chi mette il cuore in tutto quello che fa. Grazie Elena, grazie Maria. Prego.
Amici di Isola Verde, il racconto oggi ci porta a Siculiana, in territorio di Agrigento, pronti a raccontare un'altra meraviglia naturalistica della nostra isola. Oggi vi racconto la riserva naturale orientata di Torre Salsa. Pensate, più di 760 ettari, 761 per la precisione, dove la biodiversità la fa assolutamente da padrone. Tra terreni sabbiosi, scogliere, colline, qui c'è l'habitat perfetto ad esempio per la tartaruga caretta caretta. Torre Salsa prende il nome proprio dalla torre cinquecentesca che da una parte aveva una finalità difensiva, pare servisse per avvistare le eventuali incursioni saracene, ma dall'altra era un grande contenitore di sale. Sarà un racconto come sempre affascinante, un racconto che ancora una volta ci porterà a scoprire meraviglie tutte siciliane. E allora, tutti a bordo di Isola Verde. Un racconto è bello quando un racconto è completo e Isola Verde vogliamo cercare di darvi quanta più completezza e compiutezza di racconto possibile, e oggi aggiungiamo un altro tassello molto importante, ovvero una chiacchierata con l'assessore, con l'onorevole Giusy Savarino, che è assessore al territorio e all'ambiente. Onorevole, benvenuta a Isola Verde. Grazie. E lo facciamo in un luogo magico. Alle nostre spalle c'è proprio la spiaggia di Fungitedda, dove c'è la foce del torrente Salso e si può anche intravedere la Torre Salsa, un po' più lontana rispetto alla nostra postazione. Assessore, oggi finalmente in Sicilia si attivano delle politiche intelligenti, delle politiche proattive, perché ci siamo resi conto che abbiamo un territorio che va assolutamente tutelato, prima di tutto. Grazie, noi stiamo lavorando molto per cercare di dare a queste riserve la possibilità non solo di tutelare un ambiente bellissimo e incontaminato come è questo, ma anche di renderlo fruibile rispetto a tanti giovani, a tanta gente che ha voglia di fare un turismo anche diverso e di conoscere il proprio territorio, quindi non solo aperti al turista, ma anche accoglienti rispetto ai nostri giovani, alla nostra gente di Sicilia, che deve imparare ad amare le bellezze naturali che abbiamo. E soprattutto va dato merito che è stato costruito un sistema, è stata costruita una rete, perché quando poi gli enti, quando poi le persone, perché poi a capo degli enti ci sono le persone, possono comunicare tra loro, non solo le cose riescono meglio, ma si può creare un'energia positiva che poi coinvolge un po' tutti, e anche in questo siete stati antesignani. Se riusciamo ad avere riserve così belle, e grazie anche a chi le gestisce. Qui abbiamo infatti il WWF, che è l'ente gestore di questa riserva. Nella mia programmazione, nonché nell'ultima finanziaria, sto facendo di tutto perché questi enti gestori siano messi nelle condizioni di tutelare, valorizzare e rendere fruibili questi nostri enti, queste nostre riserve naturali meravigliose. È un piacere scambiare due chiacchiere anche con il direttore della riserva, che è Alessandro Salemi. Alessandro, io vorrei cominciare intanto ringraziandoti per l'opportunità che ci dai oggi accogliendoci in questi 761 ettari di meraviglia, di paradiso, no? Sì, è uno scrigno di biodiversità unico, è uno dei sistemi costieri più integri della nostra Sicilia, soprattutto della Sicilia meridionale. Integri, completi e complessi, perché qui tra colline, spiagge, falesi, c'è veramente tutto. C'è un po' di tutto della nostra costa meridionale, tant'è vero che ci sono anche due geositi, uno di importanza internazionale che è il pantano di Torre Salsa, e l'altro che si trova proprio alle nostre spalle. Che si trova alle nostre spalle, sì, la parte occidentale, e poi un sito regionale che è questo alle spalle, che è nato perché c'era un'estrazione di cave, qua c'erano delle cave e poi ci sono dei pinnacoli di gesso che sono molto particolari, quindi ci sono questi due geositi che vanno a impreziosire, a completare, diciamo, la cornice di questo sistema costiero. Sono la ciliegina sulla torta. Tra l'altro noi qui siamo in un luogo che è testimone di un grande cambiamento geologico accaduto secoli milioni di anni fa, perché non ci crederete, ma parliamo anche oggi di problemi climatici. Il Mediterraneo a un certo punto, quando non ebbe più alimentazione dall'Oceano Atlantico, cominciò ad asciugarsi, e uno degli effetti si vede proprio qui. Sì, e ci ha lasciato comunque delle bellezze naturali non indifferenti, Scala dei Turchi, Capobianco, ma l'importanza è il sistema dunale che, ripeto, grazie alla tutela che c'è stato anche prima dell'istituzione della riserva, per la mancata accessibilità di questo posto, abbiamo un sistema dunale che è fenomenale, sito di identificazione della caretta caretta, come tutta la costa agrigentina del resto, ed è uno dei motivi per cui è stato istituito questa riserva. Grazie veramente Alessandro, grazie Assessore. Il racconto di Isola Verde comunque continua tra pochissimo.
Si parla di formazione e qui abbiamo Euroform. Iniziamo ad entrare nel vivo di questo prodotto tipico. Quindi mandami questo ragazzo a lavorare e a fare questa meraviglia. E allora, Salvatore Agnello, chef docente dell'Euroform. Oggi abbiamo Vincenzo, che è il nostro ragazzo, che sta preparando per noi l'ambriulata. Noi parliamo sempre, ragazzi, di formazione, ma soprattutto, prima di ogni cosa, del nostro territorio, perché è giusto che chi nasce in Sicilia e fa il cuoco, qualcuno sia mestiere, conosca bene le loro radici e il territorio. Oggi parliamo di una ricetta molto tipica che veramente sa di casa, l'ambriulata, che viene fatta veramente con prodotti del territorio, perché possiamo guardare su questa tavola, abbiamo il nostro territorio, abbiamo l'olio appena raccolto, abbiamo il formaggio pecorino che viene dai nostri pascoli ovini, che la Sicilia è piena di pascoli ovini, abbiamo i nostri olive nere dette passiluna, olive nere, e abbiamo la carne di maiale trita. E la cipolla. In questo caso abbiamo usato una cipolla che abbraccia tutto il territorio dell'Agrigeddino, una cipolla paglina di Racalmuto, che è autoctona di questo territorio, e quindi ce l'abbiamo qua in presenza. Allora, praticamente questa ricetta viene fatta in maniera tradizionale, ci stiamo usando proprio il legno per dare la caratteristica della tradizione e del nostro territorio e delle nostre utensili storici che ci hanno permesso di tramandarla di generazione in generazione. Perfetto. Abbiamo preso questo panetto d'impasto di circa una porzione 130 grammi, l'abbiamo spianato con il mattarello, o anche si può spianare a mano a casa. Adesso l'ha riempita e la sta attorcigliando. Sì, in maniera tale che da creare ora una spirale, girandola su se stessa, e questa è la tecnica, diciamo, per realizzare queste imbignolate. E questa, dimmi la verità, ogni famiglia lo fa in maniera diversa. Sì, poi la manualità cambia di famiglia in famiglia, magari chi si trova a casa l'origano mette l'origano, chi magari mette il pepe, diverse oli di contrada in contrada cambiano, e quindi la Sicilia, diciamo, che è piena di queste cose, perché ogni paese cambia, diciamo, appunto, la propria ricetta. Certo, grazie. Grazie a voi veramente. Gianni, a me mi viene pititto. Vieni qua, camminiamo. Andiamo con questo prodotto particolare. Sicuramente ci sta un vino di grande spessore che è il Nero d'Avola, il principe dei vitigni siciliani. E Racalmuto è proprio l'epicentro della coltivazione della vite. Abbiamo il famoso triangolo del Nero d'Avola che abbraccia la provincia di Palermo con Caltavuturo, poi c'è Agrigento e poi la zona di Siracusa. Racalmuto proprio è il cuore della produzione del Nero d'Avola, grande vitigno siciliano che ormai è conosciuto in tutto il mondo, in tutte le liste dei migliori ristoranti al mondo troviamo il Nero d'Avola. Una volta il Nero d'Avola si faceva spuso, adesso il Nero d'Avola invece è proprio il vitigno più importante, e ormai in tutte le aziende vitivinicole siciliane troviamo sempre qualche vino con il Nero d'Avola. E qua abbiamo la produzione veramente quella d'eccellenza, perché siamo in un territorio dove c'è la collina, dove ci sono tutte le condizioni per fare grandi Nero d'Avola che stupiscono i palati più fini ed esigenti di tutto il mondo. Caro Gianni, questo territorio mi sorprende sempre. Tu ridi, io sono felice. Qua c'è il Salgemma di Racalmuto. Eh sì, ma lo sapevi o te l'avevo raccontato io? Me l'avevi accennato, però ora ne prendiamo atto. Bravo, questo è un giacimento di salgemma meraviglioso. Io voglio sapere quanti siciliani conoscono di questo sale. Allora, qui c'è una grossa miniera di salgemma, perché è un sale che viene estratto dal sottosuolo, non è come il sale marino, quindi quando esce fuori dalla miniera questo sale, questo oro bianco ha 6 milioni di anni, quindi noi lo aromatizziamo in diversi gusti. Poco fa parlavamo di Nero d'Avola e noi facciamo il sale al Nero d'Avola e diversi tipi di sale usando solo prodotti locali. Il nostro sale è proprio legato al nostro territorio, noi diciamo a chilometro zero, noi diciamo a sottosuolo zero, perché viene estratto e lavorato con cose naturali. Il racconto di Isola Verde continua alla scoperta di questi meravigliosi luoghi siciliani e delle riserve naturalistiche. Qui siamo proprio a Punta Bianca, ci troviamo in territorio di Agrigento, in realtà tra Agrigento e Palma di Montechiaro, e Punta Bianca, nota per le sue meravigliose spiagge, anche una storia lontana ma molto affascinante. Pensate che ad esempio proprio qui il santuario Castelluccio, in epoche remote, addirittura in epoca micenea, dava testimonianza già della lavorazione dello zolfo,
Ecco, tra le cose molto interessanti di Punta Bianca, senza ombra di dubbio, è anche quella che veniva definita la casa del doganiere. Fino al Novecento i finanzieri, la Guardia di Finanza stava qui a presidiare queste coste, proprio perché erano delle coste di facile accesso per i contrabbandieri che arrivati qui potevano agire indisturbati. E ancora sulla casa del doganiere si trova chiara l'incisione, la scritta nec recisa recedit, cioè nemmeno spezzata farà un passo indietro, che è il motto storico della Guardia di Finanza. Tante storie, tanti racconti, tante curiosità per parlarvi ancora una volta di una riserva naturale, in questo caso la riserva naturale di Punta Bianca. Un altro scorcio meraviglioso, un altro luogo meraviglioso, ancora in compagnia con l'assessore, che è un assessore on the road. A lei piace andare sul territorio, piace proprio vedere in diretta, diciamo così, utilizziamo un termine televisivo, i luoghi. E da questo luogo così bello, assessore, parliamo invece di un dramma che purtroppo ormai a livello globale ci riguarda direttamente, ovvero quello del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico per tanti anni era una paura paventata, oggi invece è diventata un'urgenza e un'emergenza, e anche da questo punto di vista il suo assessorato sta iniziando veramente a fare un lavoro molto serio e molto importante. Sì, abbiamo già costituito l'Osservatorio per il cambiamento climatico, ora sto avviando lo studio della strategia per il cambiamento climatico. Noi facciamo parte di un progetto europeo, il mio assessorato è capofila, e quindi in questo modo cerchiamo non solo di comprendere il fenomeno, ma di accedere a risorse extraregionali per combatterlo. Assessore, da più di 10 anni all'incirca non si ha l'istituzione in Sicilia di una nuova riserva naturale, e questa cosa sta per accadere, tra l'altro con un iter molto bello a raccontarlo, che è stato avviato da lei, ma in un'altra veste, ricoprendo un'altra carica. Sì, nella scorsa legislatura io ero Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, abbiamo avviato l'iter per istituire qui a Punta Bianca la riserva naturale, e spero di avere questo importante risultato, che ovviamente inorgoglisce me perché sono poi di questo territorio, sono agrigentina, ma che è importante per tutta la regione siciliana, perché più terre tuteliamo, più la nostra Sicilia può essere attrattiva. Assessore, io la ringrazio infinitamente per la sua disponibilità, per il messaggio che ha lanciato a me, che ha lanciato a tutti i nostri telespettatori, e questa è la nostra terra, no? La terra che ha bisogno di essere amata, ce lo siamo detti tante volte, che ha bisogno di essere rispettata, ma che ha bisogno di essere conosciuta e di essere guidata da chi veramente, come il buon padre di famiglia, sa guidare una famiglia e sa educare i propri figli, ama questa terra, ama queste pietre, ama questi luoghi più di ogni altra cosa. Il racconto di Isola Verde continua. Caro Gianni, il nostro giro non si ferma ancora. Prima di quello, che se tu mi segui, vedo là ci sono dei taralli meravigliosi, che li vedo diversi da quell'altro tipo di preparazione, che li vediamo anche qua. Però qui abbiamo che cosa? Qui abbiamo il famoso Grillo, un vitigno che fino a 20 anni fa era poco conosciuto perché rientrava nell'assemblaggio del Marsala assieme ad altri vitigni, all'Insolia, al Catarratto, al Damaschino, ma in etichetta non c'era scritto. 20 anni fa, come Istituto regionale della vite del vino, abbiamo pensato di anticipare la vendemmia, abbiamo microvinificato a temperatura controllata queste uve e abbiamo visto che usciva fuori un vino d'eccellenza, quindi l'abbiamo poi divulgato alle aziende che ne hanno fatto tesoro. Però qua ci troviamo proprio anche qua nel cuore di questo vitigno, perché a quanto pare il Grillo è stato scoperto da un famoso ampelografo della provincia di Agrigento e più precisamente del comune di Favara, il barone Antonio Amentola, nel 1874. Io sono il barone Lo Cicero. Esatto, quindi era un tuo collega. Lui ha fatto questo incrocio con due vitigni autoctoni siciliani, con il Catarratto, tipico vitigno della nostra terra, quello più coltivato, e poi lo Zibibbo. Quindi dall'incrocio di questi due vitigni è nato il Grillo. Anche questo è il principe dei vitigni siciliani a bacca bianca, si trova ormai in tutte le liste dei migliori ristoranti del mondo, e qua abbiamo la versione addirittura vendemmia tardiva. Tu parli.
Ma qua non si beve niente. No, beviamo. Scusami. Stavo dicendo vendemmia tardiva, che significa con l'uva raccolta sur matura, che si abbina benissimo ai taralli tipici di Racalmuto. Quindi io direi di fare questa prova, la prova del 9, se tu mi consenti. Avvicinati, Abbiamo avvicinati, anche assolutamente. il produttore. Ecco, dal colore già ci accorgiamo che le uve sono molto mature, quindi questo colore giallo dorato particolare. Questa è lavorazione che viene, l'appassimento dove viene fatto? Viene fatta sulla pianta, quindi l'uva viene lasciata sulla pianta, se ne va in surmaturazione, in pratica si disidrata, perde l'acqua e si concentrano gli aromi. E ce ne accorgiamo già dal colore, un colore appunto molto particolare, questo giallo dorato, brillante, con dei riflessi appunto molto particolari. Se noi agitiamo il vino all'interno del bicchiere, andiamo a sentire proprio i profumi, i secondari del vino, quindi il fruttato, la fragranza, i fiori. E vi posso assicurare sente... che il profumo c'è, è netto, sembra un nettare. Sì, si sente il miele, si sente l'albicocca, tutte caratteristiche di questo grande vitigno che sta dando ottimi risultati, sia dal punto di vista di immagine, ma anche dal punto di vista commerciale, perché è il primo vitigno a bacca bianca coltivato nella nostra terra. Se poi lo andiamo ad assaggiare, è un'esplosione di sapori, molto morbido, caldo, riempie la bocca, quindi corposo, vellutato, ti lascia la bocca impregnata proprio di sapori dolci, piacevoli, soprattutto questa albicocca, questo miele, che sono le caratteristiche di questa tipologia di vino con questo tipo di coltivazione. Quindi secondo me da provare con il tarallo, perché è il matrimonio d'amore, come si suol dire. Io devo dire che facciamo un cin, vi ringrazio per questa magnifica spiegazione e a questo magnifico territorio. Alla salute. E finché c'è vino, c'è speranza. Sempre. Pronto a raccontarvi un'altra magnifica storia siciliana, la storia di un ritorno. Vi racconto la storia di Sabrina Novara. Pensate, la vita e il lavoro la porta lontano dalla Sicilia, ma il suo grande sogno era quello di poter fare qualcosa di eccellente per i ragazzi siciliani, proprio qui, in questo luogo, sui terreni che il padre aveva pensato di dare a lei e alla sua famiglia. Ebbene, da un po' di tempo a questa parte è arrivata qui una straordinaria fattoria sociale che è anche modo e sistema di inclusione per tanti ragazzi siciliani. Tra pochissimo vi presento lei, Sabrina Novara. Eccola qui, è proprio lei, la nostra amica Sabrina, che è l'artefice di questo luogo straordinario che oggi vogliamo raccontarvi. E dicevo, Sabrina, intanto benvenuta a Isola Verde, grazie per averci aperto le porte di questa bellissima fattoria sociale. La tua è la storia di un ritorno, perché a un certo punto la tua vita, la ricerca del lavoro ti porta lontano dalla Sicilia. Sarebbe stato più facile restare lì, rimanere lì, e invece no, tu avevi in testa il pallino di tornare e fare qualcosa per i siciliani. Cosa è successo? Allora, in pratica le vicissitudini della vita mi hanno portato fuori, ma non volevo abbandonare le mie radici. Con i fondi del PSR sono riuscita a sistemare il fabbricato e costruire un laboratorio di cucina e uno degli spazi interni dove praticare attività di agricoltura sociale. Ma il nostro progetto non si ferma soltanto qua, ma mi sono pure specializzata negli interventi assistiti con gli animali. Sono infatti coautore dell'asino, responsabile di progetto e referente di intervento, proprio per avvicinare i ragazzi con disabilità al mondo dell'agricoltura, sociale, al mondo degli interventi assistiti con gli animali. Ma che meraviglia, questa è veramente una storia di grande virtù siciliana, in questo caso della nostra amica. Senti, voi lavorate moltissimo con le cooperative e quindi questo è un esempio veramente virtuoso di inclusione sociale a 360 gradi. Sì, infatti il nostro progetto è appunto questo, fare una rete in modo tale da coinvolgere questi ragazzi
e avvicinarli nelle nostre attività che svolgiamo quotidianamente. Quanti animali avete qui? Allora, qua abbiamo pochi animali, nel senso che sono gli animali che sono abituati al contatto con le persone. Quindi, capisco, gli asinelli. Abbiamo gli asinelli, le caprette girgendane, caprette tibetane, pavoni, fagiani, galline ovaiole, galline concingine. Alla faccia dei pochi, avete capito? Ecco. Pure anatre e conigli. Sono pochi animali per noi, però sono animali che danno il cuore, Certo, che bello. animali che stanno a contatto con le persone. Senti, io ci provo, tu puoi anche dirmi di no, non mi puoi dire no, tu puoi anche dirmi, non mi puoi dire no, ma possiamo andare a vedere il laboratorio di cucina? Certo, assolutamente. Possiamo entrare con le telecamere e vedere certo. quello che accade? Sì, sì. Allora Isola Verde, anche questo è un racconto straordinario di socialità che oggi stiamo facendo proprio qui, dal territorio di Favara, dalla provincia di Agrigento. Grazie alla nostra amica Sabrina, il racconto continua tra un istante, restate con me. Ma chi me l'avrebbe mai detto, cara Sabrina, che avrei imparato a fare i muffoletti con tanti amici nuovi che sono qui con noi, perché ci troviamo proprio all'interno della cucina di Terra e Arte e oggi il progetto prevede di preparare i muffoletti. Intanto raccontiamo, lo so benissimo, no, cosa sono i muffoletti? Allora, i muffoletti è un pane tipico delle nostre zone, è un pane che viene mangiato per l'Immacolata l'8 dicembre e viene fatto con gli ingredienti tipici del pane e in aggiunta si aggiungono i semi di anice, i cosiddetti cimoludunci. I cimoludunci? Sì. Allora, incominciamo con tutti loro, io ascolterò e sarò bravissimo come loro. Ok, iniziamo a fare un buchetto al centro. Ok, fatto. E adesso iniziamo a mettere un po' d'acqua. E cominciamo piano piano a far inglobare l'acqua nella farina, giusto? Ok. Bravissima. Poi aggiungiamo il sale, il lievito e l'ingrediente segreto. Qual è l'ingrediente segreto? Cimoludunci, bravissimi. Sabrina, mi racconti quanto è importante questo tipo di attività per i ragazzi? Allora, questa attività è molto importante perché andiamo a stimolare proprio il tatto, la manualità di ognuno di loro. Tanto questo è. Sì, bravissima Erika. Andiamo ad elaborare dei prodotti con l'utilizzo delle mani, cosa molto importante per loro. Sabrina, dobbiamo farla diventare una pallina, credo, no? Sì. A questo punto siamo pronti? Sì, siamo pronti per metterlo a lievitare, lo lasciamo riposare per 2-3 ore. Una volta lievitato lo inforniamo e quindi tra un po' noi vedremo l'operazione del nostro muffuletto già pronto. Io voglio ringraziare tutti questi nostri amici, guarda, ma sono bravissimi sti ragazzi. Ragazzi, siete troppo bravi, voglio fare un applauso, facciamoci un applauso. Questa è la dimostrazione di come qui da Terra e Arte, guarda che bravo lui, questi progetti diventano veramente modo per integrare, per stare tutti insieme, per fare qualcosa di assolutamente bello. Tra poco li assaggiamo. Certo, assolutamente. A questo punto, tra un po' assaggiamo. Il mio sarà il più brutto di tutti, ragazzi, ve lo dico. I vostri saranno buoni, ma il mio non tanto. Il racconto continua. Eccolo qua, questo è il muffuletto che ho fatto io. Sabrina, ci siamo spostati, oggi mi stai facendo vivere un'esperienza veramente emozionante e quindi dalle muffulette o dai muffuletti sopra e qui c'è un altro laboratorio. Sì, questo è il laboratorio dell'orto. Oggi, visto la giornata un po' piovosa, ci siamo attrezzati per piantare delle piantine in dei vasetti che i ragazzi successivamente porteranno in associazione. Da quell'altra parte abbiamo un altro gruppo di ragazzi che ci aspetta e nel frattempo mi piace tanto sottolineare quando la politica viene in soccorso di queste idee si raggiungono veramente risultati assolutamente strepitosi e perché adesso chiudiamo questo nostro incontro qui da Terra e Arte proprio producendo in piccolo l'olio. Le muffolette che abbiamo fatto sono lì. Allora, quale modo migliore per concludere con i muffuletti e l'olio? Ecco. Qui diamo una dimostrazione di come le olive diventeranno olio. Perfetto. Abbiamo un mini torchio dove metteremo le olive e alla fine vedremo il processo di trasformazione. Facciamolo certo, perché assolutamente. poi capisco che dopo si mangia, quindi questa cosa mi interessa particolarmente. Andiamo a mettere le olive.
Perfetto, eccole. Eccole qui. Ok, siamo pronti. Adesso andiamo a mettere tutto al suo posto e iniziamo a girare. Andiamo a replicare il processo che avviene nell'oleificio. Certo. Andiamo a schiacciare queste olive. Ecco, qui vedete il nostro mini torchio soltanto con la forza umana, ci tengo a sottolinearlo, la nostra Sabrina sta scendendo e tra un po' inizieremo a vedere questo magnifico olio. Eccolo qui. Questo è un miracolo della natura, l'oliva diventa olio e così completiamo questo ciclo così virtuoso. Guarda, faccio una cosa in più, prendo la nostra muffoletta, eccola qui, prendo il nostro cucchiaio, un po' di olio, questo qui lo mettiamo qui così. Noi di Isola Verde ti auguriamo ogni bene. Grazie mille e grazie a voi. Grazie infinite alla nostra nuova amica Sabrina Novara, con questo applauso che mi piace moltissimo. Il racconto di Isola Verde ovviamente continua raccontando la Sicilia che produce e oggi aggiungo raccontando la Sicilia dal cuore grande, quella che ci emoziona. Grazie. Caro Gianni, qui più facciamo il giro e più già gli occhi mi fanno venire il colesterolo. Qua abbiamo un altro pasticcere che sta facendo queste meraviglie. Vedo che là ce n'è uno al cioccolato. Sono cioccolato, pistacchio, all'arancia, ma quelle tradizionali sono quelle al limone. Giustamente. Che sono da secoli, non secolo circa, che si fanno. Perfetto. E con questo cosa ci abbiniamo? Col cioccolato sono pochi i vini che si adattano, ma noi abbiamo il famoso Nero d'Avola, passito, che è un abbinamento ideale. Qua abbiamo torrone, che meraviglia, e questo, guarda, questa è proprio la maestria. Se non sai fare questo, non puoi fare il torrone, vero? Certo. Diciamo la manualità è quello che contraddistingue un torrone duro da un torrone friabile, croccante e buono da mangiare. Complimenti per quest'arte. Grazie, complimenti a voi. Adesso qui abbiamo un altro produttore di ortaggi, la cipolla. Sì, la cipolla, qua abbiamo la cipolla paglina, quella della zona di Castrofilippo, che è un presidio slow food. Ogni anno si organizza una sagra ed è una cipolla diversa da tutte le altre, ha qualcosa in più perché è molto delicata, molto piacevole. Piace anche alle donne e agli uomini che a volte non sono propensi per questo tipo di prodotto, quindi molto delicata. Perché è delicata e non fa sentire sulla pelle quel profumo, un po' come l'aglione in Toscana, che in qualche maniera si dice che è l'aglio del bacio. Infatti, questa la possiamo dire che è una cipolla del bacio? Proprio sì, la cipolla del bacio, anche perché con le sue caratteristiche molto delicate ha un profumo rispetto alle altre cipolle meno pesante e anche possiamo dire che non fa piangere gli occhi, è anche molto famosa anche per questo. Quindi delicata e si può anche baciare qualcuno. Molto bene, grazie. Allora anche qui abbiamo questa meraviglia che, come vedete, stanno preparando. Voi siete la parte professionale. Sono Sergio Schillacci, presidente dell'associazione Food and Beverage di Racalmuto e oggi qua abbiamo la nostra vignolata di Racalmuto. È un prodotto da qualche anno è diventato a denominazione comunale e il nostro collega sta procedendo alla stesa dell'impasto che è stato preparato precedentemente. Domanda, l'impasto è acqua e farina? Acqua e farina di grano duro siciliano, rigorosamente del nostro territorio, dove utilizziamo il prodotto del nostro territorio per incentivare le nostre aziende produttrici dell'uovo, i nostri agricoltori. Gianni, raggiungiamo il sindaco, in questo momento sindaco, ma in realtà è il vice sindaco, però oggi è facente funzione, quindi per il brindisi finale noi ci mettiamo qui al centro, ringraziamo questo comune meraviglioso perché mi avete accolto veramente benissimo, io sono felicissimo, ma dobbiamo capire Ruggero Sardo dove sta e soprattutto fargli sentire il calore, quindi musica maestro per te Ruggero.
La Sicilia che produce ci porta oggi a raccontare un'altra meravigliosa storia di eccellenze tutte siciliane. Ci troviamo al Baglio San Nicola, una meravigliosa struttura recettiva della nostra terra ad appena 5 km da Naro, dalla fulgentissima Naro. E anche qui è la storia di una grande famiglia siciliana. Pensate, era il 1923 quando il bisnonno dell'attuale proprietario Santo Schembri acquista questo luogo straordinario, questo baglio. E appunto anticamente il baglio testimoniava anche la vivacità della vita contadina del luogo. Baglio che arriva dal latino vallum, fortezza, piuttosto che dall'arabo. In ogni caso attorno al baglio c'era la vita contadina, la quotidianità contadina di una comunità. Oggi è stato ristrutturato, è stato restituito alla gente, ai turisti che in questo luogo hanno davvero modo di godere una Sicilia veramente formidabile. Eccolo qui, lui è Santo Schembri ed è il proprietario di questa meraviglia. Santo, intanto prima di tutto grazie per averci aperto le porte di Baglio San Nicola. Per noi è un piacere poterti ospitare, Ruggero. Grazie infinite. Io devo dirvi che mi piace raccontare le storie di queste famiglie che decidono di investire in Sicilia e ci fanno capire che quando ci si mette competenza, ci si mette passione, tanto sacrificio, si riescono poi a realizzare veramente dei luoghi veramente magnifici. Grazie, io ti ringrazio per i complimenti nei confronti del nostro Baglio. Effettivamente i sacrifici sono tanti, adesso è da quasi 20 anni che spingiamo e facciamo del nostro meglio per far crescere questa struttura. Grazie anche al supporto della Comunità Europea, come ben sapete, siamo riusciti adesso a raggiungere un buon livello di uno standard qualitativo molto elevato. Sì. Adesso a questo ci arriviamo. Mi piace però prima raccontare un po' di storia. Era il 1923 quando il bisnonno Salvatore acquista questo luogo, che era un punto di incontro, un luogo di riferimento per la civiltà contadina di allora. Quando decidete voi di ristrutturarlo e di farlo diventare quello che è oggi? Come ti dicevo prima, nel 2005 nasce l'idea proprio di far diventare la masseria un agriturismo, considerando il fatto che comunque era una struttura veramente datata, ormai obsoleta per i nuovi standard dell'agricoltura moderna. La struttura era in disuso, al che abbiamo pensato di ottimizzare la struttura stessa, investendo e cercando di farla produrre. E da lì nasce l'idea dell'agriturismo, abbiamo ristrutturato. Come, in che dimensione i sostegni dell'Europa, i sostegni della regione vi hanno aiutato? Se devo essere obiettivo, sono stati fondamentali nel nostro percorso di crescita, ma anche inizialmente, devo dire, quando abbiamo ristrutturato il corpo centrale, abbiamo deciso di farlo diventare un agriturismo. In quel caso noi usufruimmo di un contributo in conto capitale al 50% per la realizzazione, la ristrutturazione e quant'altro. E poi pian piano, come dicevo prima, man mano che mi rendevo conto di quelle che erano le esigenze del mercato, nel frattempo uscivano i bandi e i bandi mi davano la possibilità di realizzare tutto quello che vedete, per cui sono stati fondamentali nell'aiutarci ad investire in questo settore. Così come in realtà i bandi, i fondi comunitari sono utili anche in agricoltura, perché anche nel settore agricolo siamo riusciti a fare tanto grazie ai fondi della Comunità Europea. Grazie infinite. Grazie quando a te, è stato i risultati un piacere. Sono questi, devo dirvi che poi alla fine davvero dobbiamo essere grati a imprenditori come lui e come tutti quelli che decidono di investire in questa terra. Il racconto della Sicilia che produce continua, Isola Verde continua a girare per le 9 province siciliane a raccontare le nostre grandi eccellenze.